Vangelo secondo Luca, capitolo 11. O Padre nostro. Un giorno Gesù si trovava prendere una pizza per aprire e quando Fernetta è pria, uno discepolo suo gli dicette: Signore, barci pria pure a noi, come pure Giovanni ha imparato a pria a tutti i discepoli suoi. E Gesù dicette a loro: quando vi mettete a pria, dicite così: Padre, fa che tutta la gente ti potesse accettare come a Dio e fa che il regno tuo si spannesse in coppa a tutta la terra. Lanci che lupana, che ci serve ogni giorno. Perdonaci sempre tutti i peccati che facciamo contro te, perché pure noi potremmo perdonare tutta quella gente che ci fanno male. E non ci fa cadere in una tentazione. A preghiera insistente e fiduciosa. Poi Gesù ricetta ancora a tutti e dolci: se uno di voi tiene un'amica e va a a mezzanotte a tuzzuliare vicino alla porta sua e le dice: amica, mi prestami 3 pezzi di pane, perché è arrivata dentro la casa mia un'amica tanto lontana e proprio dentro a questo momento non tengo niente per ci mettere annanzi. E se chi a dentro a casa sua rispondesse dicendo: non mi scucciare, la porta della casa mia è già inserrata e i figli miei stanno già dentro il letto insieme con me. Mi dispiace assai, ma non mi posso solo stare dentro il letto per là. E beh, vi posso assicurare questo, pure se chi non si volesse solo stare dentro il letto, penserà che le serve dentro a quel momento, perché chi è un amico suo. Potete stare sicuri che chi si azzerra certamente, parlerà tutto quello che le serve, a magari per solo a torno. A efficacia la preghiera. E beh, prega, addimannata e vi sarà accordata, cercata e trovarete, tuzzuliata e a porta vi sarà spaveranzata innanzi a voi, perché a chi addimanna sarà data sempre tutto quello che va asciando, a chi cerca, trova, e a chi tuzzuleia, che la porta sarà sempre aperta. Chi è voi che in padre, se un figlio suo l'addimannano due e pane, le darà una preta invece del pane, o se l'addimanna nuova, le darà uno scorpione. E beh, se voi che siete assai fatienti, sapete sempre che era tutte figlie vostre e cose buone, quando è più padre vostro, che sta in cielo, darà lo Spirito Santo a tutte quelle che ce l'hanno domandano. O potere scacciare i demoni. Un giorno Gesù scacciava rindo corpo e nome un diavolo che l'aveva fatta davanti a muta. Come ha scelto il demonio, chi lo muta ha cominciato a parlare e tutta la gente rumanette chi ne meraviglia. Mezzo tutta quella gente, certi dicevano: se chi sta scaccia il diavolo, o fa nome Belzebù, che è un capo del diavolo. Altra gente, poco anche stagnava, voleva che Gesù resta a loro un segno da cielo. Gesù invece, che conosceva tutti i pensieri loro, dicette: ogni regno che non è unito in da essa stessa, va rendere un scadascio. È una casa che era incoppana da casa. Ma se pure Satana va contro essa stessa, come si può reggere il regno suo? Voi dicete che scaccia il diavolo con l'aiuto di Belzebul, e i figli vostri con l'aiuto che io scacceranno. E prega che proprio di loro, un giorno, saranno giudici vostri. Se me si scaccia il diavolo con la mano di Dio, vuol dire che il regno di Dio è arrivato in mezzo a voi. Quando un uomo assai forte e armato, zineriente, fa guardia a tutta la casa sua, tutto bene suo, sta sicuro. Se invece arriva nata, che è assai più forte essa, e la leva rinde in mano tutta l'arma che teneva, a dove essa confidava assai, perché si sentiva sicuro. Solo danno si potrà rubare tutto quello bene che stanno rinde a quella casa. Chi non sta insieme con me si mette contro me, e chi non mi ragatta insieme con me fa in fumo tutta la raccolta sua. O ritorna lo spirito maligno. Quando uno spirito infame esce rindo corpo e nome, chi se ne va rinde i pizza sull'agna, per venire un po' a ricetta. E se non già fa trovare chi lo pizza, dice: mo torna a ragionata volta, rinde a quella casa dove già asciutta. E se quando torna, a trova pulita e addobbata, chi sta va e si piglia con i 7 spiriti assai più infame essa. E tutto insieme trasna rinde a quella casa e fissano d'amore a loro, proprio là dentro. Io vi posso assicurare che la posizione ultima è quella come diventa assai peggio e che le prime. O elogia la mamma e Gesù.
Petteramente riceve questa cosa, una femmina in mezzo alla folla, aizzai a voce sua e ricette. Viate che la mamma che t'ha portato in zina e viate che l'upietta che t'ha fatto il suo latte. Ma essa ricette, viate più giusto, tutte quelle che sentono la parola di Dio e la mettono in pratica. O segna Giona. Petteramente tutta la gente si steneva attorno a essa. Gesù ha cominciato a ricere. Questa genimma è una genimma assai infame. Questa va lasciando un segno a me, ma non le sarà data nessuna tu segno a fuori a chi le Giona. Perché come Gioi fu un segno per tutta la gente in Ninive, a così pure il figlio e l'uomo saranno un segno per tutta questa genimma. A regina del sud, rindo giudizio, s'aizzerà con l'uomo di questa genimma e a condannarà. Perché quella venetta rinda la finitura della terra, per sentire sapienza e Salomone. E poi vi dico a voi, cangia sta una, che è assai più grossa di Salomone. Tutta la gente che sta in rinda la città di Ninive, s'aizzerranno rindo il giudizio insieme con questa genimma e a condannarranno. Perché loro cagnano, la vita a loro mettendosi a sentire e prere che Giona. E beh, cangia sta una che è assai più grossa di Giona. A parabola della luce. Non si abbiccia una cannella per nascondere sotto una sicchia o per mettere sotto una tavola, ma si mette in coppa una cannelliera perché allumasse tutte quelle che trasano in quella casa. L'occhio tuoi so come una cannella, po' corpo tuoi. Se l'occhio tuoi so buono, tu campi in la luce. Se invece so chi ne infamità, tu campi in oscurore. Perché se ti riga? State attenti a non far diventare oscurore che la luce che tiene annanzi. Se il corpo tuo sarà allumato sana sana, senza tenere nessuna parte in oscurore, tanto sarà allumato ogni cosa. Proprio come quando una cannella ti regna luce con tutto il lustrore suo. Gesù a casa in un fariseo. Dopo che Gesù aveva fornuto a parlare con la gente, un fariseo umidai a mangiare a casa sua. Gesù azzettaia e come trasetta rinda a casa chi lo farisei, s'assettai vicino a tavola per mangiare. Ma chi lo farisei, che l'aveva invitata, con manetta assai sconcertata, perché Gesù non si era lavato le mani prima di si mettere a tavola. Le ricette Gesù, voi farisei, gentenite assai a pure a parte fuori ero bicchiere, ero piatto, e non vi portate, sia cuore vostro, chi ne ha roba e chi ne infamità. Come siete favazzi? Ma chi va fatta a fuori? Non ha fatto pure a rinda. Se volete che ogni cosa diventasse pulita per voi, rate più tosto come l'elemosina e tutte quelle che tenete a rinda. E così ogni cosa dovrà andare buona per voi. Guai a voi farisei, che rate po' tempo e dia a regime e a verdum, la mente e la ruta, e poi ad contro la giustizia e contro l'amore di Dio. Queste sono cose che sanno mettere in pratica, senza fa mai traslassare che lata. Guai a voi, che desiderate sempre i primi posti in sinagoga e volete che tutta la gente vada per esce in mezzo ai chiazze della città. Guai a voi, perché siete come Achille e burga che non si vedono e la gente vi cammina in coppa senza che se ne addona. Gesù accusa i mastri della legge. Il mastro della legge, sentendo queste parole, ricetta a Gesù: Maestro, parlando così, tu stai insultando pure a noi. E Gesù rispondendo pure a chi sta ricetta: sì, guai pure a voi, mastro della legge, perché mettete in coppa i rini alla gente, pisma assai rossa, e voi invece non vi volete toccare manco con urite. Guai a voi che aizzate Masuema a tutti quegli profeti, che sono state accise proprio da tutte le pate vostre. Facendo così, voi facete capire chiaro e tunno che concedete a tutte quelle che hanno fatto le pate vostre. Loro hanno accise i profeti e voi aizzate a loro Masuema assai rossa. Perché sti Dio, rinda sapienza sua ritta, i mannarraggi in mezzo a loro, profeti e apostoli. Loro invece la cireranno. Non vi scordate mai che un giorno Dio dimmi racconta e tutte queste genimma, posanga e tutti quegli profeti, che è stata fatta a ravagare a quando è stato creato questo mondo insieme a oggi. Lo sangue Ambele, insieme al sangue Zaccaria, che fu acceso fra l'ardare lo santuario. Sì, vi dico ancora un'altra volta, di un giorno a dimani racconta tutte queste genimma e tutte quelle sangue che avete fatto a ravagare. Guai a voi, mastro della legge, perché avete usurpato la chiave della scienza. Non solo non siete trasuti voi, ma avete messo tanto in dubbio a tutte quelle che solevano a questa verità.
Quando Gesù ascetta rinda a quella casa, tutti chi gli mastera la legge e tutti chi gli farisei, che stavano rinda a quella casa, a cominciare a romale trattà, facendo da parlare in coppa a tante cose, può fare rinda in un mastrilla, per qualche parola, che fosse asciutta la stessa bocca sua.